Rieccoci nella rubrica dei cuori solitari, casi disperati. Questa sera abbiamo una ragazza per i cuori solitari, casi disperati, si chiama Caterina, ha 20 anni e viene da Trapani. Praticamente la sua esperienza è che si è fatta ultimamente praticamente quasi fidanzata con un ragazzo che ha conosciuto tramite la rubrica dei cuori solitari qui a Stranamore Siciliano e purtroppo non è andata in porto. Ora ci faremo spiegare naturalmente il perché. Ciao Caterina. Ciao Betto. Allora ascolta, tu ultimamente ti sei fidanzata grazie a noi, giusto? Sì, sì. E come mai praticamente questo fidanzamento non è andato a buon perché fine? lui non mi chiamava alla sera, lo chiamavo sempre io ci ho detto chiamami Vito, e lui ci sono 10 loro e non ne ho. Ma questo non aveva attenzione, io facevo così sereno, non aveva. Esatto. E quindi praticamente si è mollato tutto. Sì, no. Si è sfasciato, diciamo, Sì. il fidanzamento. E ora sei di nuovo single. Sì. E sei naturalmente, sono qua per trovare l'anima gemella. sei naturalmente in cerca. Sì, sono in cerca. Ascolta, vuoi ripetere ai telespettatori praticamente come dovrebbe essere questo tuo ragazzo ideale? Parliamo dell'età innanzitutto. Dall'età a partire da 25 fino a 30. Dai 25 ai 30 anni. Dovrebbe Sì, lavorare? Sì. Avesse alto questo ragazzo, capelli neri, occhi azzurri. Capelli neri, occhi azzurri e alto, dovrebbe lavorare. Sì. Dovrebbe essere autonomo come macchina, cosa. Sì, se la macchina va, ce la puoi sapere la macchina. Certo. Poi, che cosa ti interessa in un uomo praticamente? Che cosa che ti colpisce di un uomo? Ma poi se va simpatico, va allegro. Certo, scusami, per una bella ragazza ci vuole un bel drink. Certo, naturalmente. Come ripeto, siamo qui in compagnia anche del nostro amico Vito Tucano, lo state vedendo qui che praticamente utilizzo anche il suo bar, spazio. Grazie, utilizzo il suo bar praticamente per fare le nostre registrazioni, che ha offerto naturalmente una bibita qui a Caterina. Naturalmente per Caterina c'è la famosa cannuccia con succhio, praticamente dispositivo di succhiata appunto, che io ora farò assaggiare a Caterina. Caterina, allora, assaggia e vedi come ti sembra. Vedete il dispositivo di succhiata che sta usando Caterina? Com'è? No, buono. È diversa dalle cannucce normali? Sì. Che cosa hai notato di differente? Ma è molto gustoso. Scende più tranquilla, Sì. È più veloce, quindi il dispositivo di succhiata ci voleva, giusto? Esatto, l'assaggio pure io. Io naturalmente dispositivo di succhiata per me non ce n'è, basta solo per Caterina. Sì. Bellissimo. Sì. Questo naturalmente te l'ha offerto il nostro amico Vito. Sì. Vito Tucano. Va bene, Caterina, allora ripetiamo. Abbiamo parlato noi dell'età. Questo ragazzo dovrebbe avere dai 25 fino a 30. Dai 25 ai 30. Dovrebbe lavorare. Hai detto che lo vuoi moro, con gli occhi azzurri, Sì. alto. Sì. Ascoltami Caterina. Simpatico, allegro. Insomma, è che ti possa praticamente portare a una vita sentimentale più. Sì, speriamo. Va bene. Ascoltami un'altra cosa, come passi il tempo nella giornata tu? A casa. Sempre a casa? Sì. Non esci, magari vai a ballare, non so. No. Niente. Che il fidanzato va sola. Cioè. Il fidanzato non ce l'ho. Certo. Va bene, però ti piace andare a ballare? Sì. Ti piace una discoteca? Sì, mi piace la bella uscire. musica? Va bene, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Caterina, una ragazza di 20 anni di Trapani che cerca il suo ragazzo ideale, la sua anima gemella. Caterina la vedete, ha dei bellissimi occhi, è una ragazza giovane, è dinamica, è molto seria, per cui va cercando di sistemarsi. Per quelli di voi che fossero interessati a conoscere Caterina, possono chiamarla, attenzione, con il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Telefonate perché Caterina è qui che aspetta, giusto Caterina? Sì. Per cui al più presto possibile, ok? Va bene, Alberto vi saluta per la rubrica dei cuori solitari, casi disperati, e vi saluta anche Caterina. Ciao amici, ciao, a dopo. Oh yeah.